Pronto? Sì? Pronto, buonasera sorella. Sì? Buonasera, scusate che io sono un uomo anziano, ho molta paura. Io sono molto cattolico e mi hanno corruto appresso noi testimoni di Geova, come si chiamano? I musulmani. Sono certi musulmani che mi hanno corruto appresso. Che preghiere devo dire per far allontanare? Quando mi dite un atto di dolore, Atti di dolore, a me non mi fa male niente. no, è quello vogliono perdonare. No, ecco perdono, quello mi hanno corruto appresso, ma loro stanno a bascia e io sto sopra. Dite una preghiera a modo vostro. E diciamolo insieme, diciamolo insieme. Pronto? Padre, buonasera. Pronto? Buonasera padre, come state? L'avevo sbagliato. Come hai sbagliato? Io vai che hai sbagliato. Ma chi è? Come chi è? Voi siete padre felice? Come? Siete padre felice? No, no. E che chi siete voi? Ma voi che siete? Ma scusate, ma chi sono un convento? No, no. Come non è? Chi siete voi? Non è convento, questa è una casa. Una casa, E prima più bello, se sono padre superiore, Non guardate. sono padre superiore, sto anche padre inferiore. Ma che state facendo, mo? Sono Dolietta. Ah, state indovinando a buio. Io sto molto paura, ma potete parlare, dite prima di tempo, cioè ci mi ha chiacchierato. Non tengo tempo, sto per una televisione. No, sapete perché? Io mi ho paura dei musulmani. Che? Io mi ho paura dei musulmani, i musulmani gli hanno ucciso i francesi. Sì, io. Come mamma fa? Io mi ho paura, io non arrivo a dormire. Poi appicciate la televisione prima di cada cosa. Io non vengo alla televisione. Allora a dormire allora. Ma mo questa posizione, pure voi mi date spiegare che già fa, di che cazzo ho capito? E se voglio stare sedato. Vai a dormire. Sentite, padre Ferri, parliamone poco. Voi ci credete a questi musulmani che ci corrono a presso? Non per ripensare proprio, ci deve venire prima. Ah, ne ebrei, ma sono giocati a loro. Sono ebrei. Io mi cago sotto. Non la casa su. Che già fa, scusate, se mi cago sotto, che già fa? Ma voi che state facendo, mo? Sono Dolietta. Ah, e che facete in Dolietta? Sto dormendo, se dormendo poi mi lasciato. E voi dite che siete nella televisione? E per curare la televisione. Rumeno, la verità. A siete uno buono loro. Ma facete una cortesia? Come? Ma volete fare una cortesia? Dite. Adesso che è un poco tardi, no? Non ci rompite un cazzo, buonanotte. Buono. Buonanotte. Pronto? Buonasera. Buonasera, forse è tardi, ma potessimo fare due chiacchiere, no? Mi dispiace. Ma chi è? Io, signor, non sono nessuno, sono un povero disgraziato che sto morendo di paura. Perché? Io mangio sono nato a questi, come si chiamano, questi musulmani. Sapete i musulmani? Ma non ci vuol parlare, scusi. Ma voi chi siete, scusate? Ma non lo so, lei non ci vuol parlare. Io volevo parlare con una persona brava che mi si va a sentire. Se voi siete, io non sono né delinquente né malamente. No, ma a quest'ora non mi pare l'orario di ammeggiante. Ma perché? Che ore sono, come signore? Pronto? Scusate signor, dato che voi state scetate, no? Io mi avessi chiamato e a scendere senza niente. Dato che voi... Sentite, state a cazzo volete. No, sì, non spostate con la bocca, non spostate con la bocca perché io non sto spostando con la bocca. Signora, dato che voi già state scetate... Sì, pronto? Buonasera. Io sto parlando con vostra moglie. Ma che vuoi? No, non voglio niente male, va a morire, voi siete la brava gente. Dato che la signora già sta asciutata, no? Io volevo parlare con qualcuno. Senza asciutanato, facetemi parlare con vostra moglie. No, parlate con me, con voi. Volevo sapere, allora, io parlo con voi, ditelo poche pazienza. Allora io sono un uomo che mi sto fottendo la paura di questi, come si chiama, questi musulmani, i musulmani. Io non ho paura. Come già fa? Come le chiamate qua? I guardie. E chi? I guardie mi arrestano, poi. Non mi arresto, chiamate qua, non preoccupate. Ma perché voi che mestiere fate, scusate? Io, Voi che mestiere fate? a voi non mi interessa che faccio io. No, Cosa fa? io che faccio? Io sono pensionato. Poi sono pensionato. Quanto pigliate un mese? Ah? Quanto pigliate un mese? Qui a me è poco. A me so.
Beata voi, sapete quanto pigli? 5, i pigli 5,23. 5 e 23, ecco qua da quello che ha pigliato il chiodo. E giocare a quello, voi non tengo manco i soldi per me giocare. Ma voi come vi chiamate? Comunque, io lo ho cucco. Ma perché mangiare? Parlate un po', cacciate pazienza. No, adesso un po'. Se voi non potete parlare voi, fatemi parlare con vostra moglie. No, io parlo con voi, portate il telefono e chiedete. E parliamo tutti e due. Voi quanti anni tenete? Pronto? Pronto, mio signore, scusate, non deve essere nervoso. Mi sentite? Mannaggia, ma non può parlare. Pronto? Pronto, buonasera, sono Umberto. No, ho sbagliato. No, come ho sbagliato? Sono Umberto, sentite, volessero fare due chiacchiere. Ma che hai sbagliato il numero? No, non ho sbagliato, sono Umberto. Ma voi siete la signora? Pronto? Sì. Volete Vuoi fare? parlare? E facciamo parlare con Don Umberto, con vostro marito. Ma ha sbagliato il numero. Ma perché dicete che hai sbagliato? Ah, ci fate così, sapete leggere e scrivere, signore. Vabbè, Voi vi sono incazzati di questa maniera. e ci si sta incazzando. Signore, aspettate un momento, scusate, mi sentite? Pronto? Pronto? Signora, Chi siete? io signore sono amico Umberto. Avete sbagliato numero. Ma lo state dicendo voi? Io non ho sbagliato niente. Io ho fatto questo numero e potevo parlare un po' con voi, è possibile? Signora, Pronto? Umberto, siete voi? No, avete sbagliato numero. Ma guardate, pure vostra moglie dice che hai sbagliato il numero, io non ho sbagliato il numero. Ah no, e ci si chiude. Io volessi parlare con Don Umberto. Siete voi o Don Umberto? Come dicete? Qua non c'è nessun Umberto. Come noi, Avete voi, sbagliato numero. voi siete voi Umberto, io conosco la voce che siete Ma voi. come conoscete la voce? Se ma voi Voi siete voi siete quelli che fate la bacio pallonetta. Ma quale pallonetto e pallonetto? Che state dicendo? State sbagliando numero. Non beh, ma Che sia la terza volta. chi vai? Perché è stato condanna? Certo, sono 3 volte che bisogna... Ma non dicete per stare che tanta pazienza non tenete, chiamate botte. O non beh, volevo parlare un poco con voi di questi testimoni di Gevna. O volevo parlare pure chi si chiama, come si chiama, che hanno sparato ai francesi. Sentite, ma voi... ma che state dicendo? Io sto dicendo. Voi state sbagliando numero. No, sentite, voi si torna... Sentite, voi Ma si... quale Umberto? Adesso ve lo vado avanti. Ma già, ragione, arreta al lavoro. Perché hai sbagliato a parlare, scusate?